dicevo prima, in un Parlamento la prima vera questione è etica e morale. Dentro il Parlamento non ci possono essere neanche i sospetti su una persona. Però abbiamo attenzione che poi non si creino i sospetti per impedire alle persone di fare politica, perché ma insomma, si possono anche creare un pochino... Sì, ma mica siamo nati ieri, voglio dire, su Cosentino ci sono troppe cose che non quadrano, su Dell'Utri ci sono troppe sentenze di condanna. Dell'Utri che partito è? Del PDL, su altri deputati lo stesso, cioè, quindi dobbiamo tentare di fare un attimo di pulizia morale dentro il Parlamento. E per farla non c'è altra strada che quella di lasciare che la gente voti le persone per mandare in Parlamento, che ci sia la libertà finalmente di poterli scegliere i candidati, non di candidare un candidato del nord a Catanzaro per farlo eleggere o un candidato del sud nel Veneto per farlo eleggere.